Rieccoci dopo la pubblicità, Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì del gruppo TV7. Vi ricordo che siamo anche in diretta sulla pagina Facebook. Abbiamo iniziato il ragionamento per quanto riguarda l'autonomia con i nostri due ospiti, Alessandra Moretti, consigliere regionale del PD, e Massimo Bitonci, presidente della Lega Veneto, Lega Nord. Detto tutto questo, allora andiamo ad ascoltare lunedì, praticamente il giorno dopo, un po' un estrapolato delle dichiarazioni di Luca Zaia nella sua conferenza stampa. Sentiamolo. Il nocciolo del referendum ovviamente riguarda l'applicazione degli articoli della Costituzione e quindi la possibilità di avere le 23 competenze e ovviamente il federalismo fiscale conseguente. I nostri tempi saranno veloci, io penso un paio di settimane, se ci sarà collaborazione immagino sì da parte del territorio avremo già le prime risposte, dopodiché si andrà in Consiglio regionale perché ricordo che la nostra legge referendaria prevede l'approvazione di un disegno di legge di iniziativa statale. Ma la consulta sentirà tutti gli interlocutori del territorio, gli stakeholders, e ci permetterà di avere informazioni, di avere suggerimenti e pareri rispetto a quello che è il nostro disegno di legge, un disegno di legge che applica gli articoli della Costituzione dai 116 ai successivi. Noi non cerchiamo la rissa, cerchiamo la collaborazione, cerchiamo l'applicazione dei dettami dei padri costituenti e non solo a livello di regione e quindi di avere competenze. Guardi, noi siamo davanti a un governo assolutamente in carica, ha i pieni poteri per approvare una trattativa, per firmare un'intesa con la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, è un governo che è in grado di inviare alle Camere l'intesa e anche di chiederne l'approvazione. Dopodiché, se questo ci farà scavallare da una legislatura all'altra, ne prendiamo atto, però dire che questo governo non ha gli strumenti vorrebbe già avere un alibi per non trattare. Ecco, queste sono le dichiarazioni del giorno dopo. La domanda che faccio ad entrambi, non è che questo referendum, sia per quanto riguarda i veneti, anche per quei 3 milioni di lombardi che sono andati a dire sì al referendum, dicono a Roma: ci avete rotto le scatole, governate meglio, siamo stanchi di come governate. Perché io credo poi che l'unione, Massimo Bitonci, faccia la forza, come dice un vecchio proverbio, e dividersi non è una cosa carina, però bisogna farlo perché la politica e il governo governa male. Mi sembra che questa sia una risposta dei veneti, dei lavoratori, dei ragazzi che non trovano lavoro, di dire: governateci meglio per cortesia. Non è una chiave di lettura. Questo è un referendum che ha unito, e mi dispiace vedere sulle pagine di un quotidiano locale stamattina qualcuno di Padova che canta vittoria perché nei seggi del centro storico di Padova non è stato raggiunto il quorum. Intanto dovrebbe far pensare una cosa: come mai a Padova nei seggi del ristretto centro storico c'è stata una percentuale bassissima, invece nei quartieri popolari la percentuale era molto alta, ha superato il quorum. Quindi se fossi sindaco mi chiederei, insomma, anche se conta più, diciamo così, un voto, che non si offenda nessuno, ma è la realtà, un po' radical chic, ecco, va bene, o conta di più il voto invece popolare dei quartieri, della gente che tutti i giorni soffre di problemi concreti. Al di là di questa valutazione, Macedo, non è che il Veneto e la gente dica a Roma: per questo referendum prendiamo tutta la regione, dica, come ho detto prima, governateci bene per cortesia, perché state governando malissimo. Ma la richiesta è una richiesta legittima, la richiesta che riapre anche il tema, come dicevo in apertura, della questione veneta e della questione del nord rispetto al sud, il tema di regioni che producono ricchezza e hanno una risposta non adeguata alla ricchezza che produce, il tema che regioni come queste potrebbero tranquillamente essere e sono associate, se non in alcuni casi anche migliori, a zone produttive, distretti produttivi della Germania e della Francia, ecco. Quindi il tema ovviamente fiscale, anche se qualcuno dice che il tema fiscale è un tema che non va toccato, però furbescamente devo dire, perché gli si può dire tutto a Renzi, ma non che non sia una persona, insomma, che non sia furbo e attento anche alle varie evoluzioni tematiche. Lui cosa ha detto subito? Dobbiamo prendere atto di quello che c'è un tema legato al nord, c'è un tema legato alle tasse. Cioè, hai capito subito che il tema qual è? Il tema è legato alle tasse, cioè la gente è stanca di pagare
se va bene il 45, se va male quasi 75-70% di tasse tra contributi, imposte dirette, indirette, contributi, oneri di riflessi. Ricordo che un recente studio della CGA ha valutato in circa 5 miliardi il costo della burocrazia statale da addebitare alle imprese, quindi insomma cioè, la gente è stanca e quindi comunque qualsiasi governo che va a governare il prossimo anno deve capire che questa è una pentola a pressione, che se la gente è andata a votare perché è stufa e che una soluzione deve essere trovata, e la soluzione è nei servizi, ma la soluzione è anche nelle tasse, perché il tema sarà quello di tagliare una quota alle tasse. Anche se da un'indagine veritiera che è stata fatta proprio lunedì, l'Italia risulta il 6º paese alla pari della Svezia, dei paesi più tassato di tutti è la Danimarca, per esempio. Sì, siamo sempre stati a livello mondiale. Però l'Italia è al 6º posto a pari punti, quindi non è tra le prime, tra le più tassate. Insomma, comunque, non è una cosa sicuramente... Facciamo il confronto con i servizi che vengono dati alle famiglie in Danimarca, in Svezia e in Norvegia. Su questo ho perfettamente ragione. Loro pagheranno anche di più, ma hanno anche di più. Molto di più. Perché insomma io sentivo un'intervista proprio l'altro giorno e si stava parlando di questo tema, cioè un italiano trasferito in Norvegia che diceva no, ma io con la mia famiglia sinceramente ho avuto dei figli, mia moglie che è norvegese non ha nessun problema, va a lavorare. È vero, è vero. Il tasso, e lo dico la Moretti che è donna, il tasso delle donne che partecipano all'attività politica e amministrativa in qualsiasi ruolo nei paesi del nord è superiore a quello dei maschi. Cioè il 52% contro il 48%. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu gli dai i contributi, se hai gli asili nido, se aiuti le donne nel portare avanti una famiglia come è giusto che sia, le donne possono tranquillamente svolgere attività sociali e politiche. Io ci sono stato poco tempo fa, guarda, ci sono stato in Danimarca, proprio la settimana scorsa in Ungheria. Quindi loro pagano di più, ma hanno perfettamente più. Aggiungo a quello che ho detto, sono stato a Danimarca 2 o 3 mesi fa e la settimana scorsa sono stato in Ungheria. È un mondo completamente diverso, al di là lì è tutto bello perché non ci sono molte automobili, ci sono i tram, ci sono le biciclette e via scrivendo. Però oltre a quello che ha detto, per esempio in Danimarca gli anziani non ci sono le badanti. È tutto a carico del governo e questa è una cosa che qualcuno deve valutarlo qui in Italia. Qui in Italia c'è bisogno di una badante che appena arriva vada al sindacato per verificare cosa gli aspetta. Direttore, è il buco nero degli sprechi, perché i soldi ci sono, non è che non ci sono, è che devono essere redistribuiti, utilizzati nel modo più efficiente. Dicevo, sono rimasto impresso in Danimarca perché gli anziani non hanno bisogno della badante. I paesi del nord sono riconosciuti come paesi dove il livello dei servizi alla famiglia e quindi anche alle categorie come dire, più fragili. Ma io penso che qui si siano fatti dei passi in avanti straordinari. Guardi, le dico solo un dato. Noi abbiamo registrato, l'Istat ce l'ha detto qualche settimana fa, che era dal 77, cioè dal 1977, che non si superava il 54% di occupazione femminile nel nostro paese. Cioè finalmente iniziamo a vedere un aumento dell'occupazione della donna. E guardi che al di là dei servizi, il vero strumento di emancipazione sociale per le donne è il lavoro. Cioè è il lavoro che ci rende libere ed è il lavoro poi che ci consente di fare anche delle scelte, per esempio nel sociale o in politica. Poi certamente abbiamo fatto dei passi in avanti prevedendo per esempio la doppia preferenza di genere. Perché? Perché nelle istituzioni e nelle assemblee legislative, se non ci sono le donne, i paesi non vanno avanti. E infatti i paesi più civilizzati, quelli cioè che per esempio hanno tanti servizi, sono quei paesi dove la partecipazione alla politica delle donne è più alta, cioè noi dobbiamo essere presenti nei luoghi dove si decide. E questo voglio dire... D'accordo. No, aspetta che finisco il mio ragionamento. Ti chiudo il ragionamento, ti lascio poi continuare. Questo però non si fa attraverso le quote. Cioè io sono d'accordo sul fatto della partecipazione, loro non hanno le quote. Le avevano, le hanno tolte, Massimo. Le donne partecipano in maniera diretta, non può essere una cosa obbligatoria, cioè nel senso che le donne devono avere la possibilità di partecipare all'attività politica perché gli diamo un sostegno e quindi le quote devono essere quote economiche, non quote di rappresentatività nelle liste. Poi per carità si fa anche attraverso questo. Scusate, però dobbiamo dare un'informazione. Cioè le quote in Danimarca e nei paesi del nord
ci sono sempre state, le hanno tolte quando le donne finalmente sono riuscite ad arrivare alle assemblee elettive da sole. Mi permette una battuta, le faccio una domanda che è una curiosità che magari non serve nel dibattito e nel ragionamento che stiamo facendo. L'Italia ha più di 60 milioni di abitanti, di cui in questi 60 milioni 33 mi sembra sono le donne e 27 sono gli uomini. Dunque le donne sono 3 milioni più degli uomini. Perché le donne non si votano tra di loro? Ma guardi, questa è una questione culturale. È una questione culturale dove è un ragionamento da fare anche questo. Ma noi lo facciamo, è un ragionamento che si fa spesso, le donne non sono solidali tra loro. Le donne votano maschi. E le donne non lo so, sono in maggioranza. Vediamo che le amministrative. No, ma il ragionamento, la Moretti ha perfettamente ragione nel dire le donne, nel ragionamento che ha fatto le donne, dico, ma porca miseria, le donne sono più degli uomini, quindi dovrebbero tra di loro darsi una mano. Perché bisogna votare la persona, non è questione di maschio o femmina, allora, bisogna votare la persona. Se posso finire il mio ragionamento è questo. Allora, innanzitutto noi abbiamo un problema di solidarietà, cioè i maschi sono più furbi e fanno squadra tra di loro anche se si odiano, mentre le donne spesso si dividono e quindi sbagliando, perché poi si odiano ovviamente anche le donne, però sì, ma lo manifestano nel voto. Sono un po' di più, scusate, sono un po' più cattive tra di loro. Ma guardi, la cattiveria nei maschi è spietata, anche fra le donne. Soltanto che noi siamo sincere e lo manifestiamo, mentre loro sono ovviamente più furbi e bugiardi se le tengono per loro. Può essere vero che detto questo, guardate che detto questo, in ogni caso io penso che questo paese abbia fatto negli ultimi 5 anni, tornando a bomba, dei progressi importanti. È ovvio che io difendo l'operato di questo governo, anche se dico chiaramente che si poteva fare di più. Ma i dati dell'Istat che ci dice che l'Italia finalmente è uscita dalla crisi con un 1,5%. I dati dell'Istat che ci dicono, non del governo, dell'Istat, che c'è un aumento dell'export, che c'è un aumento degli acquisti, ci fanno, come dire, respirare, e l'aria positiva io la respiro girando le aziende in Veneto. Io sto facendo un viaggio tra le aziende del Veneto e le assicuro, direttore, che gli stessi imprenditori mi dicono: noi abbiamo utilizzato il Jobs Act, stiamo utilizzando i provvedimenti del ministro Calenda su Impresa 4.0, quindi gli sgravi fiscali del 65% per esempio sugli ammortamenti, e quindi molto è stato fatto. Però do atto a Bitonci quando dice: certo c'è una questione del nord, c'è una questione del Veneto nel nord, perché il Veneto è una regione a statuto speciale, regione diciamo normale, schiacciata tra due regioni a statuto speciale. La Moretti d'accordo con Zaia sulla regione a statuto speciale. Che spesso quindi parte con una distanza diciamo più. Però cambiare le carte in tavola e dire che oggi vogliamo lo statuto speciale quando non possiamo averlo, e quando io sono per l'abolizione di tutte le specialità, perché diciamoci la verità, oggi, se ieri avevano un senso, oggi non ha più senso, cioè dobbiamo mettere le regioni nelle stesse condizioni di partenza. Siccome il Veneto è l'unica regione, questo volevo dire, che è una regione schiacciata tra due regioni che hanno condizioni di partenza più favorevole, io penso che ci sia una questione veneta anche rispetto alla Lombardia. Però la questione veneta sull'autonomia non si risolve con una spesa di 60 milioni di euro per un referendum strumentale che fa campagna elettorale. No, 60 milioni hai detto, cosa hai detto, scusi? Oltre 50 con la Lombardia, con la Lombardia noi spendiamo oltre 50 milioni di euro, quasi 60 milioni abbiamo speso per sto giochetto qua. Allora, quello che dico io, siccome è dal 2007, non 14, è dal 2007, che il Consiglio regionale del Veneto, quando c'era Galan e Zaia era suo vicepresidente, ha votato all'unanimità con i voti anche del PD per l'avvio della trattativa. Nel 2008 Zaia e Maroni diventano ministri del governo Berlusconi e quella richiesta di autonomia del Veneto rimane chiusa nel cassetto. Io dico che erano anni, non mesi, anni che Zaia doveva sedersi intorno a un tavolo. Tant'è, no, aspetta un attimo, perché tant'è che Bonaccini nel giro di 2 mesi quell'intesa, quella firma all'intesa l'ha ottenuta. Allora adesso noi cosa dobbiamo fare? Cos'è che dico a Zaia? Qual è la mia provocazione? Caro Zaia, se vuoi davvero l'autonomia del Veneto, siediti a quel tavolo, battiti perché ci sia la firma a quell'intesa sull'autonomia e sul quesito però. Non puoi sederti al tavolo, chiedere una cosa diversa, magari quella che ti è stata bocciata dalla Corte come il tema della fiscalità,
e poi urlare al lupo, Roma è cattiva e quindi tutti con me e tutti contro Roma. Perché è vero, direttore, che si può fare meglio, ma noi dobbiamo batterci per l'autonomia in un contesto di unità nazionale, perché se noi facciamo, come dire, no, morire il concetto della solidarietà e dell'unità nazionale, vuol dire che il paese non ha più ragione d'essere, perché allora, guardi, inizia a chiedere al Lazio, la inizia a chiedere la Toscana, inizia a chiederla il Piemonte, inizia a chiedere l'Umbria, allora tutti chiedono l'autonomia e soprattutto chiedono, no, la fiscalità e il fisco, e lo Stato italiano morirà. Questo è il tema. Ma io capisco che bisogna, insomma, difendere a spada tratta, però, insomma, ripeto, bisognerebbe essere un po' più coerenti con il messaggio che ha dato anche il governatore, anche di unità in questi giorni, cercando di non far prevalere l'aspetto politico a quello dell'interesse comune per i veneti, che è quello di portare a casa dei risultati. Quindi io richiamo anche l'onorevole Moretti alla sua identità e natività veneta e al fatto che dovremmo lavorare insieme. Sono d'accordo, ma infatti io sono dalla parte dell'autonomia, io sono qui... No, scusami, ma sono qui ecco, per la trattativa... Tra un po' parleremo anche un po' più in Veneto. Insomma, speriamo di parlare tanto anche che i nostri bambini imparino l'inglese, va là che forse è più utile per trovare lavoro più che il Veneto. Certo, però se parlano anche in Veneto a me non dà fastidio. Ma guarda, mi sono qua, guarda, potremmo fare un dibattito tutto in Veneto, guarda, so parlare Veneto meglio di te. Questo c'è da vedere tutto, ma insomma dopo vedremo. Dopo. Ma la mamma è di Merano, però Massimo è nato... Mia mamma è di Merano, ma Massimo è nato a Padova, non c'entra nulla, io sono nato qua, vissuto qua, mio papà padovano, quindi sono nato a Padova. A parte questo, chiudiamo questo capitolo così familiare. Il tema è che in tutti questi anni si è seguito anche un altro percorso, per cui è iniziato un percorso, non si può dire che il tema dell'autonomia non sia stato nell'agenda del governatore Zaia o di Maroni o anche di chi c'era insomma prima. Il tema c'è sempre stato. C'è stato un momento in cui nel 2009 con una spinta direi forte da parte del governo, in cui ero anch'io parlamentare, in cui il progetto è diventato poi un disegno di legge e una legge che è stata poi approvata da parte del Parlamento, che si chiama federalismo fiscale. Progetto di legge che doveva essere riempito di contenuti, attraverso i decreti attuativi, perché era ovviamente una legge delega, tutta una serie di decreti attuativi che sono stati predisposti, studiati, sono stato anche relatore di alcuni di questi, tra cui quello direi importantissimo del federalismo municipale, quello che interessa i nostri sindaci, e dopo magari ne parliamo, che però sono rimasti lettera morta, perché nel momento in cui abbiamo approvato alcuni di questi decreti, e ce ne sono ancora tanti da fare, e spero che il prossimo governo in primavera riprenda il percorso federalista, che è l'unico che può portare a una riforma strutturale e quindi a depotenziare, diciamo così, le regioni a statuto speciale e a potenziare invece le regioni a statuto ordinario. Deve passare attraverso però dei criteri di giustizia sociale che siano nazionali e uguali per tutti. Allora, il decreto attuativo sul federalismo municipale, studiato durante l'estate da me, Calderoli, Antonini e altri, insomma, dove abbiamo, attraverso anche l'aiuto di molti sindaci, scritto una decina di criteri di virtuosità e coefficienti che dividevano praticamente l'Italia tra comuni virtuosi e comuni non virtuosi, perché questa è la realtà, perché Vicenza, come Padova, come Cittadella, come Tiene, come Schio, come Treviso, come Lendinara, cioè, come Verona, sono comuni tutti fondamentalmente virtuosi, no? Perché hanno dei coefficienti
il numero di dipendenti rispetto al numero di abitanti, l'autonomia finanziaria, l'autonomia patrimoniale. Ci sono una decina di criteri che sono universalmente considerati dei criteri di virtuosità rispetto. Ecco. Soltanto che quando la Ragioneria Generale dello Stato ha messo questi criteri dentro l'elaboratore, perché qua sappiamo che non governa il ministro ma il ragioniere, il bilancio dello Stato lo fa il ragioniere e non il ministro e neanche il governo, ricordiamoci questo, perché alla fine le manovre, ve lo dico da commercialista ma anche da qualcuno che capisce qualcosa di economia, sono una goccia nel mare, quindi quando vi raccontano che la manovra cambierà il senso dell'economia nazionale con 2 miliardi e 300 milioni di debito pubblico e cosa volete che cambi una manovra di 3, 4, 5 miliardi di cui 3/4 sono virtuali, ecco, e quindi che non avranno nessun tipo di applicazione. Allora dicevo, quando è stato inserito nel laboratorio cosa succedeva? Succedeva che l'Italia era divisa a metà. Allora, i comuni del nord erano tutti virtuosi, i comuni del sud erano tutti quanti non virtuosi e così con l'applicazione del federalismo municipale i soldi della ripartizione del fondo perequativo, no va bene, i soldi che va ai comuni, andavano tutti al nord e non andavano più al sud, ecco, e allora hanno disapplicato il criterio. Allora non è che si disapplica il criterio perché favorisce i comuni del sud, si dice, cari comuni del sud, tu non puoi, comune di Comitini, avere 900 abitanti e un centinaio di dipendenti. O comune di Cittadella hai 100 dipendenti, lo stesso comune di 20.000 abitanti, va bene, del sud ne ha 300. Va bene, non esiste questa cosa qua. Ti devi mettere in linea. Va bene, e quindi non assumi più i dipendenti e ti daremo un incentivo finché non raggiungi un certo criterio e se no non avrai più un euro. Il Comune di Padova versa 53 milioni di euro al Fondo di Solidarietà Nazionale, 53 milioni di euro solamente perché, lo dico ai veneti e ai padovani, ecco, perché l'amministrazione non nostra ma precedenti, ha fatto cosa giusta o stupidaggine, questo è tutto a vedere, l'adeguamento delle rendite catastali, quando era obbligatorio per norma, ma tutti i comuni del sud non l'hanno fatto, allora loro ricevono di più rispetto a quello che riceve il comune di Padova che è 0. Abbiamo vinto l'anno scorso, quando ero sindaco, il ricorso al TAR, mettendo in difficoltà il governo appunto sull'applicazione del Fondo di Solidarietà. Certo, torniamo sull'autonomia. Quindi questo è il federalismo. Questa è la distribuzione equa delle risorse e i veneti devono battersi per questo, perché è una questione di giustizia sociale. Assolutamente. Già in questo referendum chiede 23 competenze, ovviamente tanti non sanno quali sono queste 23 competenze, noi nel servizio di Dennis Maran cercheremo di spiegarvele. Ascoltiamolo. Forte degli oltre 2.270.000 veneti che hanno votato sì al referendum, il presidente della regione Luca Zaia si prepara a trattare con il governo il trasferimento di maggiori competenze dallo Stato. Ma su quali ambiti la regione chiederà maggiore autonomia? Si trova tutto nell'articolo 117 della Costituzione, che fissa in particolare 23 materie. 3 di queste sono di esclusiva competenza statale. L'istruzione, ossia finalità, funzioni e organizzazione del sistema educativo regionale. La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. L'organizzazione della giustizia di pace, tra cui la nomina e la vigilanza sui giudici. Le altre 20 sono invece di competenza concorrente tra Stato e Regione. La tutela della salute, ossia la responsabilità esclusiva del sistema sanitario regionale. L'istruzione e la formazione professionale. La ricerca scientifica e tecnologica in un'ottica di innovazione. Il governo del territorio, edilizia scolastica, rischio sismico, insediamenti residenziali e verde pubblico, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, i rapporti internazionali e con l'Unione Europea, la protezione civile, che prevede anche la possibilità di emanare ordinanze in caso di calamità naturali, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con l'obiettivo di trattenere in regione 9/10 delle tasse, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, la normativa sulle professioni turistiche, l'alimentazione in un'ottica di tutela della qualità, la valorizzazione dello sport anche dal punto di vista della promozione territoriale.
porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporti e navigazione, casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, il coordinamento informatico dell'organizzazione amministrativa regionale, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e infine previdenza complementare e integrativa. Praticamente quasi tutto, tranne il federalismo fiscale, diventa uno Stato autonomo, diventa l'Italia e il Veneto. Faccio un esempio: nelle richieste di Zaia dice dateci quasi tutto, insomma. Ma guardi, intanto vorrei chiarire un punto, e io continuo a ribadire che la mia posizione, come quella di molti dirigenti del Partito Democratico, è stata chiara sin dall'inizio, cioè parliamo semplicemente, cioè il partito che ha dato di più per quanto riguarda l'autonomia, il tema del federalismo, il decentramento, è stato il mio, è stato il Partito Democratico. Noi abbiamo avviato con il 2001, con Gian Claudio Bressa, l'introduzione del terzo comma del 116 della Costituzione, che oggi dà la possibilità a Maroni e a Zaia, come a Bonaccini, di intavolare con lo Stato una negoziazione. Successivamente poi abbiamo avuto la riforma del titolo V della Costituzione, anche quella un forte decentramento verso le regioni. Avevamo voluto introdurre in Costituzione il tema, per esempio, dei costi standard, della virtuosità, cioè parliamoci chiaramente, cioè io sono non solo per l'autonomia e maggiore autonomia del Veneto, e per questa autonomia ho lavorato nei mesi scorsi e continuerò a lavorare, no? Perché non è una materia, no, che si può intestare uno o l'altro. Lei è astenuta perché ha detto costa per la spesa? Io mi sono astenuta perché esclusivamente per i costi? Perché ritengo che sia stato utilizzato strumentalmente per farsi una bella campagna elettorale a 3 mesi dalle elezioni e anche per, diciamo, definire una leadership all'interno del centrodestra. Ma guarda, lo vediamo già, voglio dire, che tra Zaia, Salvini, Berlusconi, no, ci sarà questo dibattito, ma al di là delle dietrologie, io sono per l'autonomia. C'era il rischio, mi scusi, sì, che se perdeva il referendum non raggiungeva il quorum, quello che sta dicendo lei andava tutto a farsi. No, io penso invece no, perché comunque poteva benissimo continuare la trattativa. Allora, qual è il politico che... No, fammi finire per un ragionamento che sennò non ci sto più dentro. Dopo si poteva in ogni caso portare avanti la trattativa, si doveva secondo me avviare prima, il negoziato oggi si deve fare, ma non soltanto per individuare quelle materie di cui Zaia oggi parla e di cui parlerà, mi auguro, con Bressa e con il ministro competente che si è già espresso, tra l'altro, perché De Vincenti, che è il ministro appunto che ha questo tipo di delega insieme a Costa, hanno già detto a Zaia vieni, siediti e discutiamo e parliamone, perché se hanno concesso l'autonomia e l'intesa a Bonaccini, sicuramente la concederanno anche a Zaia. Io su questo non ho dubbi. Sa qual è il mio dubbio, direttore? Che Zaia si presenterà al tavolo, cambierà le carte in tavola, dirà che lui adesso non si accontenta più delle 23 competenze, ma vuole la specialità, che significa la fiscalità. Quella non gliela possono dare perché è contraria alla Costituzione e quindi ovviamente andrà tutto a farsi benedire. A quel punto Zaia diventa il paladino, no, dell'autonomia, che non è, perché è un'autonomia blaterata ma non concreta. Cioè io sono per l'autonomia concreta. Però dopo Zaia dovrà rendere conto ai 2 milioni e passa. Infatti secondo me oggi la sfida che io lancio al governatore è questa: passa dalle chiacchiere ai fatti. Adesso non hai più alibi, adesso ti devi sedere intorno a quel tavolo e dimostrare di avere gli attributi, perché visto che loro dicono di essere forti, di essere potenti di un voto popolare, adesso ci siamo espressi. Chi non è andato per non farti raggiungere il quorum avrà delle motivazioni, chi c'è andato il 53%, 55% ti ha detto sì, tratta, adesso tratta e porta a casa il risultato.
Il mio dubbio, come dire, no, il mio dubbio è che invece tutta questa manovra, che ci è costata milioni e milioni di euro, sia una manovra per rafforzare la leadership di Zaia dentro la Lega, e infatti quello che mi piacerebbe capire da Bitonci è come la mettiamo tra la leadership di Zaia e quella di Salvini, perché adesso si aprirà un tema... Fa anche la conduttrice, cioè oltre a occupare tutti gli spazi... No, vedo che sta chiedendo al telefonino là. Le ha fatto una domanda, la leadership, chi la prenderà? Salvini, Zaia? Intanto il rischio per un politico e un governatore di fare un referendum, visto come sono andati i referendum precedenti a livello nazionale negli ultimi 20 anni, ci vuole coraggio da leone veneto per portarlo avanti, perché poteva andare male. C'era il rischio che poteva andare male. Io l'ho detto ieri in apertura della serata a Treviso, poi dove abbiamo festeggiato il risultato con Zaia, ma non per piaggeria, perché insomma Zaia non ha bisogno che io dica che è bravo, ecco, che sta lavorando bene, che è un uomo coraggioso, ma perché non so quanti altri si sarebbero giocati la carriera politica, ma non solo la carriera perché è una cosa personale, ma anche la credibilità veneta, no? Perché pensate a un referendum che va male, che non raggiunge un quorum con il governatore in carica. E sarebbe stato un depotenziamento della figura di Zaia, diciamolo francamente. Altri non l'hanno fatto per questo, perché il rischio per alcuni non valeva la candela. Su questo mi sembra... Siccome Zaia ha messo davanti... Io mi sono astenuta per questo, infatti, cioè, non mi sono astenuta perché sono contro il referendum, contro l'autonomia, mi sono astenuta perché non volevo rafforzare Zaia. Però la campagna elettorale era religiosa, però scusi, ti interrompo io, però nella campagna... Nella campagna elettorale che ha fatto Zaia aveva anche, e lei ha detto, essendo una campagna elettorale pro domus, però se andava male era anche contro domus, cioè voglio dire, e quindi bisogna dar merito. E allora prendiamo atto di questa cosa, diamo il merito a chi ha avuto merito, perché è giusto che chi ha condotto una battaglia, ovviamente con un movimento, un partito dietro che ha fatto una grande campagna elettorale, perché abbiamo fatto centinaia di incontri, gazebo nel territorio. Non vogliamo intestarci questa vittoria, anche se il movimento trainante è stato la Lega Nord, perché neanche gli altri hanno fatto qualche incontro, ma poche cose. Il PD ovviamente ha fatto dei dibattiti insieme a noi, ha lasciato un po' libero, ecco, l'elettorato, però in realtà trainante è stato il governatore, la regione e la Lega Nord di questo referendum, quindi è difficile anche dire il contrario. Il rischio per Zaia è stato un rischio serio, e quindi rispettiamo un lavoro importante fatto a favore dei veneti, perché non l'ha mica fatto per se stesso, l'ha fatto a favore dei veneti, perché i veneti adesso diventano forti nel panorama politico e economico nazionale, cioè il valore dall'altro giorno, il valore del Veneto è un valore importante, cioè nel senso che ha un asso Zaia da giocare nei confronti del governo, e quando andrà giù a Roma può battere veramente i pugni sul tavolo con un'investitura forte di carattere popolare, che agli altri mancano, mi dispiace dirtelo, però al governatore dell'Emilia Romagna, oltre a non avere l'investitura popolare, non l'aveva neanche nel programma elettorale. Però ha ottenuto l'intesa, la firma di Gentiloni, non l'aveva neanche nel programma elettorale, cioè non l'aveva neppure nel programma elettorale. Cioè stiamo parlando di uno, va bene, che è stato baciato un po', che ha sfruttato l'onda del Veneto. Lui dovrebbe adesso ringraziare Veneto e Lombardia per dire: grazie a Veneto e Lombardia ci sarà la possibilità, perché io ho visto il documento, è aria fritta. Cioè, diciamolo a chi ci segue, è aria fritta, perché è un documento in cui si dice ci metteremo al tavolo a sottoscrivere qualche intesa. Cosa vuol dire? Cioè, nel momento in cui tu mi dici quali sono le materie e cosa mi dai, allora è un'intesa. Il resto sono solamente delle promesse, quindi non valgono assolutamente nulla. L'ho trovato offensivo, come ho detto prima, perché non si fa una settimana dal voto. E per rispondere anche all'altra questione, cioè all'interno del movimento
devo dire che tutti sono contenti, felicissimi del fatto che ci sia stato un risultato così importante in Veneto e anche in Lombardia, e anche Salvini, perché Matteo Salvini ovviamente capisce che il tema è un tema riproducibile a livello nazionale. Cioè, cosa diciamo? Tu lo sai che in Toscana i consiglieri regionali Toscana stanno per presentare una proposta di legge per fare anche loro un referendum? Va bene, ma lo faranno anche le altre regioni, perché tutte le regioni a questo punto, visto il Veneto, vorranno avere maggiore autonomia, che non vuol dire maggiore autonomia e quindi se la prendono anche quelli che gestiscono male le risorse. No, perché l'autonomia se la prenderà chi sa gestire le risorse, quindi il Veneto che gestisce bene la sanità può anche pensare di gestire bene la scuola e così. Altre regioni che hanno residuo fiscale negativo e hanno anche già contribuzioni maggiori rispetto a quello che versano, quelli non possono aspirare ad avere autonomia, possono aspirare invece a qualcos'altro, attraverso il federalismo avere dei criteri per cercare di regolarizzare la spesa che invece è incontrollata. Perché diceva che Salvini non è d'accordo? No, perché allora l'ha chiesto in maniera provocatoria. No, nel senso che Massimo Bitonci allora mi conferma che il governatore Zaia rimarrà a fare il governatore del Veneto, difendendo ovviamente gli interessi del Veneto, portando a casa l'autonomia, e ovviamente non si metterà in competizione con Matteo Salvini all'interno della leadership del centrodestra, perché è evidente che si parla di questo, no? Molti giornali lo titolano, l'ha detto qualche mese fa anche qualche leader del centrodestra, cioè qui il centrodestra, siccome ha un problema di leadership grande come una casa, perché non ha nessun leader, perché c'è Berlusconi che però ha più di 80 anni, non può essere candidato, insomma qualche problema il centrodestra ce l'ha e mi pare oggi grande come una trave. Io penso che anche il tema della leadership del centrodestra dovrebbe interessarvi. Allora, siccome Zaia ha avuto un grande successo, mi chiedo tu che sei renziana, c'è Gentiloni. No, ma Gentiloni è Presidente del Consiglio, Matteo Renzi è il segretario del partito. Gentiloni, quindi noi non che è molto più apprezzato all'interno del partito. Non mi rispondi, non mi vuoi rispondere. Cioè, tu il problema che hanno che Gentiloni, cioè quando adesso Renzi vedi che cambia idea, cambia argomento. Ha perso la possibilità di governare. No, ma dico la verità, però Massimo, Gentiloni sta assumendo un ruolo di governo e anche di popolarità all'interno dei PD che dicono, ma sono molto contenta. Renzi che Gentiloni sta facendo bene. Insomma, uno che la spara un po' grossa, l'altro è più moderato, insomma è più governativo, ci conviene presentare Renzi o Gentiloni? Forse il PD conviene presentare Gentiloni. Direttore, parliamoci chiaro, con la prossima legge elettorale non c'è bisogno di presentare nessun candidato a leader di nessuna coalizione, capito, ok? ma quindi noi abbiamo Renzi che fa il segretario del partito, punto. E abbiamo però una grande squadra di persone come Gentiloni, ma ti dico anche Minniti, perché anche il ministro degli interni sta riscuotendo consensi e credibilità non solo in Italia ma nel resto, no? Anche, tra l'altro anche del vostro schieramento. Abbiamo Martina che è il ministro dell'agricoltura. Il tema è più vostro, nel senso che noi abbiamo un segretario forte e sicuramente un presidente del Consiglio forte. Voi avete invece un segretario forte, che è Matteo Salvini, a cui però adesso si contrappone un governatore altrettanto forte, che è più mite, che è più governativo, che la spara meno grossa, che però è più furbo, e secondo me questa leadership vi è contesa a Salvini. Quindi fate le primarie per decidere chi sarà il leader del centrodestra? Questa è un'altra domanda. Salvini ha detto lo deciderà l'elettorato. Appunto, fanno le primarie, quindi. Il voto? No, fanno le primarie all'interno del centrodestra. Ma non è questione di primarie. Essendo noi un movimento che ha rispetto ad altri statuti, regolamenti, insomma il segretario ce lo siamo eletto, come noi, ci siamo eletto in maniera estremamente democratica. Meno di noi, dai. Avete fatto anche voi le primarie, ovviamente sono andati a votare in pochissimi rispetto ai 2 milioni del Partito Democratico, però vi do atto che avete fatto le primarie. Sono contenta che Zaia rimanga a fare il governatore. C'ha la verità in tasca. No, ma le avete fatte però le primarie voi. Abbiamo fatto le primarie, Matteo Salvini insomma è stato riconfermato e non c'era nessun dubbio. Il governatore continua a ripetere all'infinito anche oggi sui quotidiani che lui sta qua in Veneto a portare avanti quelle che sono
le rivendicazioni dei veneti e secondo me fa benissimo, ha un consenso stellare, perché io capisco che a voi dà fastidio perché eravate abituati ad avere sindaci tra i primi posti e governatori tra i primi posti, però al primo posto c'è Zaia in Italia, quindi è difficile, ecco, ma per questo vi ha mi portato chiedo, via anche tutte vi do un queste assist, potrebbe essere il vostro candidato al centrodestra. Ecco, quindi insomma sta facendo benissimo, ha un grande consenso in Veneto e quindi continuerà a fare. E comunque, senta, prima della pubblicità, Moretti, meglio averne tanti di leader che non averne pochi. Certo. Lei quella che ha meglio conteso, averne tanti dei bravi che pochi e scarsi. Assolutamente, lei infatti quella, noi ne abbiamo tanti di bravi. Lei quella che ha conteso, vedremo. è andato in campagna elettorale contro Zaia nelle recenti amministrative per quanto riguarda il Veneto. Come sta lavorando secondo lei Zaia in Veneto? Ma guardi, io penso questo, credo che il Veneto sia una regione straordinaria che va un po' avanti da sola, ma lo dico perché sono veramente fiera dei veneti, perché penso che siano dei grandi lavoratori. Quando va bene va avanti da sola, no, quando va male secondo me il governatore. No, non ho mai detto, questo si potrebbe replicare allora anche per l'Italia e chi governa il paese oggi, no? Rimaniamo nel Veneto. Rimaniamo nel Veneto, io penso davvero, io ho grande fiducia e grande stima dei veneti perché so che Testa Bassa e Beretta Fracà lavorano, portano avanti le loro imprese, superano gli ostacoli, quindi davvero è più facile qui governare. Poi c'è il tema che qui probabilmente i soldi vengono spesi in maniera responsabile, perché per me più autonomia è più responsabilità nell'utilizzo dei quattrini e delle risorse ovviamente che abbiamo. Penso che si possa fare molto di più nel campo del sostegno all'impresa, delle infrastrutture, pochissimo si è fatto, la Regione è immobile su tante partite. Guarda, penso però facciamo un po' anche di dibattito. L'altro giorno abbiamo inaugurato il sottopasso di via Bezzecca, sottopasso importantissimo che si è intestato questa amministrazione, anche se è arrivata da 3 mesi. Tu mi insegni che un sottopasso non si fa in 3 mesi. Stai parlando di Padova? I cittadini è di Padova. L'assessore De Berti, perché ti faccio l'aggancio, perché l'assessore De Berti durante il suo intervento ha detto di sottopassi così ne abbiamo minimo 100 da fare in Veneto, sottopassi ferroviari, però la Regione Veneto non ha le risorse per farle. E se utilizzassimo una quota di quel residuo fiscale per fare le opere pubbliche, se penso al collegamento di Padova con la Pedemontana non riuscite Veneta, a pagare neanche le pensioni di tutti i veneti con il residuo fiscale, dite la verità ai veneti, neanche le pensioni. Quando viene fatta la Pedemontana, dove vanno su attraverso la Valsugana? Lasciamo perdere sulla Pedemontana perché avete fatto un disastro, che è da 30 anni che stiamo facendo la Pedemontana. Più frequentata e più trafficata che c'è in Veneto, che è la Valsugana, 100.000 camion e auto al giorno che la attraversano, e bisogna ancora passare attraverso i paesini, perché il governo ha dato i milioni e milioni di euro perché c'è un Veneto, progetto importante di collegamento che da Limena porta su a Bassano e non ci sono i soldi perché mancano, non è che mancano i miliardi, quella è un'opera da 150-200 milioni e il Veneto non ha questi soldi. Allora, guardi, e il governo ogni anno continua a tagliare le risorse anche in sanità e non dà un euro per le infrastrutture. Ma scusami, perché questa è la realtà, basta, la gente è stufa. La Pedemontana è la più grande opera infrastrutturale d'Italia. Il governo ha sborsato un sacco di milioni affinché finalmente si realizzi un'opera strategica per il Veneto e non solo, per l'impresa ma per la gente che lavora. Zaia era addirittura arrivato a dire di voler tassarli i veneti per concluderla, perché in questi anni non era mai riuscito a portare a casa niente. Io penso che le risorse anche sulle infrastrutture potrebbero essere meglio spese, ma in ogni caso io do atto che questa regione, l'80% del bilancio regionale è sanità e basta, non ci sono soldi per niente, per la scuola, per la formazione. Ecco, qualcuno parlava prima di... Io credo che il Veneto può richiedere e debba richiedere più autonomia perché dimostra di essere responsabile nell'utilizzo delle risorse. Sì, ma anche direttore, non solo le ho fatto una domanda. Devono darci i nostri soldi. Gliela semplifico perché ho la pubblicità, poi avremo l'ultima parte di televisione. Che voto dà Zaia come governatore da 1 a 10? Ma guardi, a me, io odio fare la maestrina, non do voti a nessuno, non boccio nessuno, io penso che si possa fare sempre meglio e sull'autonomia io, Alessandra Moretti, mi sono sempre dichiarata da 3 anni a questa parte di essere dalla parte di chi vuole più autonomia per il Veneto, quindi se il governatore mi dimostra di sedersi
intorno a quel benedetto tavolo con il governo, sappia che io sono dalla sua parte, perché sono dalla parte del Veneto. Non dovevi astenerti punto. Allora? Certo che dovevo astenermi, mi sono astenuta perché sono una persona coerente con le mie idee e perché non vado, voglio dire, a strumentalizzare e a buttare i soldi dei veneti per delle partite che non c'entrano niente con l'autonomia. Però il tuo segretario di partito ha detto: bisogna prendere in considerazione il voto del Veneto. Cosa vuol dire il questo? Voto dei veneti. Quindi il fatto che non sei andata a votare non ti mette, secondo me, in una condizione molto tranquilla scusa un e attimo, felice. Guardi, io sono in una condizione tranquillissima perché non solo l'ho detto, l'ho dichiarato, altrimenti non lo dichiaravo, cosa sono, cretina? No, ho dichiarato perché chi fa politica e chi è dirigente di un partito, e tu lo sai meglio di me, deve avere il coraggio di dire le cose come stanno. A che ora siete a votare? Alle 21:30, appunto, alle non ho fatto così. 22:59, una volta visto il quorum oppure no? Te lo faccio per battuta perché ci sono alcuni dei tuoi che sono andati a votare dopo aver visto il quorum. Scusa Massimo, allora mi devi dare atto, Prima e questo mi devi dare atto, e questo me lo danno soprattutto i miei. Che dici quello che pensi. Che non solo dico quello che penso, ma faccio anche quello che dico, hai capito? Perché io accodarmi alla massa quando fa comodo l'ho sempre rifiutato, altrimenti non avrei accettato la sfida Zaia del 2015 con le regionali sapendo di perderla. Sì, ma non posso non dire che secondo me chi non è andato a votare ha sbagliato, che dopo sia peggio quelli che, era l'unica posizione che alle 19:01 vedono che ha raggiunto il quorum, allora vanno a votare dopo per accodarsi, quelli fanno pena. Cioè quelli non dovrebbero neanche far parte della classe politica, perché l'Italia non va avanti proprio per colpa di queste persone qua che si accodano e che non hanno delle idee ben precise. Allora per me in questo referendum le due posizioni da tenere era o vado a votare, voto sì, o mi astengo. Però per posso non dire che è sbagliato e che era giusto che tutti i veneti andassero a votare. I massimi dirigenti del mio partito si sono comportati come me, perché guarda Martina, guarda le dichiarazioni di Renzi, guarda la Serracchiani, guarda Bressa, guarda Chiamparino cosa dice, il suo segretario regionale no. Ma certo, ma perché abbiamo avuto delle posizioni diverse, però scusa un attimo, sarà anche legittimo pensarle in maniera diversa, voglio dire, ma io non penso che sia una cosa grave. Perché il tuo segretario regionale è anche sindaco, quindi cos'è che si scontrano? Si scontra la funzione di sindaco e di amministratore locale che è Nogaschei, che è completamente senza risorse e che vede ogni anno in difficoltà anche non per fare il sottopasso, per sistemare la scuola o manutentare la scuola, con la funzione magari di rappresentante politico di un partito che magari ti dà una linea. Quindi in questo caso quello è successo in Veneto, è successo quello che dovrebbe succedere sempre, cioè che prevale l'amministratore locale che dice no cavoli, io vado a votare perché sono talmente con le pezze, puntini puntini a quel posto, ecco, che devo dare un segnale, e qualcuno ha fatto così. Ho la pubblicità, però visto che è aggressiva la Moretti nell'ultima parte, l'ho vista con gli occhi arrabbiata. No, io non sono mai aggressiva, direttore, sono un angioletto, guarda. È un angioletto. A tra poco, rimanete con noi.